È stata la laguna di Venezia a sperimentare per la Regione Veneto l'effettiva fattibilità sull'uso dei biocarburanti nei natanti ad uso turistico. Per biocarburanti si intende l'olio vegetale puro prodotto da apposite colture, come la colza, e il biodiesel ottenuto dal recupero e dal trattamento degli oli alimentari di cottura esausti raccolti in città. La Regione Veneto infatti dal 2009 partecipa al progetto europeo Biosire, finanziato dal Programma Comunitario di Energia Intelligente per l'Europa, ossia IE, fino all'agosto 2011. Suo finora il compito di sperimentare pregi, valori, esigenze e difficoltà, soprattutto finanziarie, in un ecosistema così fragile come quello veneziano dove gravitano migliaia di turisti. Ma anche e soprattutto il compito di calcolare quanta anidride carbonica non si emetterebbe se si usassero i biocarburanti in tutta la flotta CTV in servizio a Venezia, ossia 60.000 tonnellate di CO2 in meno all'anno per 160 imbarcazioni, a favore della salute e dell'aria che respirano veneziani e turisti. Questo è il valore vero, possiamo misurarlo a parole, ma questi sono i fatti veri di questa sperimentazione che sta andando bene. Quindi io credo che nei prossimi mesi andremo ad invogliare le aziende ad utilizzare il risultato di questa sperimentazione. A portare avanti lo studio il settore bioenergia e cambiamento climatico di Veneto Agricoltura, che ha dovuto interfacciarsi con numerosi enti pubblici e privati di questo settore per ipotizzare un sistema di mobilità sostenibile, analizzando gli aspetti tecnologici, ambientali, energetici, economici e legislativi legati alla produzione di biocarburanti, anche e soprattutto in un momento di difficoltà come questo legato al rifornimento di carburanti vista la crisi in Medio Oriente. Questo versante mi pare che siamo abbastanza avanti, nel senso che basti pensare alle capacità da una parte del rigassificatore di Porto Viro, ma soprattutto i passi avanti che in questa regione sono stati fatti attorno alle energie rinnovabili. Questo, l'esempio di oggi, la sperimentazione di oggi, sta a dimostrare che si possono fare ulteriori passi avanti in termini positivi.